Buongiorno, benvenuti al Focus TG di Rete Veneta. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo tante notizie da darvi, abbiamo un'ora e mezza da stare assieme. Come sempre siamo in diretta fino alle 13:30 e abbiamo anche i collegamenti con i nostri giornalisti sul campo, perché oggi è un giorno un po' di passaggio, possiamo dire, verso questa zona gialla sempre annunciata, sempre più plausibile, con i dati che aumentano legati all'emergenza Covid. Non sono ancora arrivati quelli di oggi, appena li avremo ve li daremo in diretta, appena arriveranno qui nelle nostre mail in redazione potremo parlarne con voi. Prima di tutto però ne parliamo con Valentina Visentin, che ha delle notizie importanti di cronaca da darci da Padova. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno dal centro di Padova. E come dicevi, si attende di sapere se la settimana prossima saremo in zona gialla, ma intanto sempre più comuni stanno introducendo l'obbligo di mascherina all'aperto, quindi non solo qui in centro a Padova dove io mi trovo adesso, ma anche a Cadoneghi e Limena, per esempio, sono i due comuni della cintura urbana che già hanno adottato. I sindaci hanno firmato le ordinanze e sono entrati in vigore proprio nelle scorse ore. Ma come dicevi tu, c'è la cronaca in primo piano con una vicenda che ormai fa parlare il padovano e non solo, ormai tutta Italia da parecchio tempo, ovvero la storia di Walter Onichini, il commerciante di carni di Legnaro, condannato a settembre. La Cassazione infatti ha confermato la condanna in secondo grado per aver ferito il ladro che nel luglio del 2013 stava entrando nella sua abitazione. La moglie ha presentato ufficialmente nelle scorse settimane la richiesta di grazia, una richiesta di grazia che aveva già annunciato ai nostri microfoni a settembre, all'indomani dell'arresto del marito, e che è stata proprio presentata nelle scorse settimane insieme all'avvocato della famiglia Onichini, Ernesto De Toni. Si spera che venga vagliata anche dal presidente Mattarella prima della fine del suo mandato da presidente della Repubblica. Intanto per Walter questo sarà il primo Natale in carcere, quindi dalla sua famiglia. Valentina, allora c'è già un servizio che la vostra redazione ha preparato su questo argomento, lo vediamo assieme ai nostri telespettatori, il servizio sul primo Natale in carcere per Onichini e la richiesta di grazia, poi torniamo perché c'è altra cronaca di cui parlare. Sì. La richiesta di grazia è stata presentata ancora qualche tempo fa tramite l'avvocato De Toni, che l'ha presentata al magistrato di sorveglianza. È una richiesta di grazia, sì, fatta ovviamente al presidente Mattarella. Non so se verrà presa in considerazione visto i suoi ultimi mesi di mandato, però insomma abbiamo tentato anche questa strada. Una richiesta scritta e presentata ormai da qualche settimana, la speranza di Sara, moglie di Walter Onichini, il commerciante di carni padovano in carcere da settembre per aver ferito un ladro, è che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa esaminare la richiesta di grazia prima della conclusione del suo settennato. Walter Onichini aveva sparato al ladro albanese entrato in casa sua con dei complici nel luglio del 2013. Onichini, temendo per la sua famiglia, sparò dalla finestra 2 colpi di fucile e ferì il malvivente che alla fine, dopo essere stato fermato, riuscì a fuggire in Albania prima dell'udienza per falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei complici. Per Onichini, dopo un lungo processo, a settembre del 2021 la Cassazione ha confermato la condanna inflitta in appello per tentato omicidio a 3 anni e 8 mesi e si sono spalancate le porte del carcere di Venezia. Per lui questo sarà il primo Natale in cella, lontano dalla sua famiglia, dalla moglie Sara e dai suoi figli che sperano ogni giorno di riabbracciare il loro papà. Sarà il primo Natale senza Walter, soprattutto per i bambini, insomma. Quindi per lui è assolutamente difficile, perché già sono difficili tutte le condizioni giornaliere, cioè affrontare ogni giorno dentro a quella struttura. Il periodo insomma è comunque difficile anche per noi che siamo a casa. Allora, torniamo da Valentina Visentin a Padova. Questo, il tema di Onichini è strettamente legato al tema della sicurezza, al tema della possibilità di difendersi in casa, al tema di quanto ci si può spingere nella difesa personale, nella difesa dei propri averi. Quindi è uno di quei temi che quando ripartono coinvolgono ampie fasce della popolazione, dell'opinione pubblica. Abbiamo già qualche opinione da parte dei padovani su questo momento o magari ne parliamo nell'immediato futuro, Valentina?
Sì, allora al momento non abbiamo ancora raccolto qualche opinione. Certo, il caso di Onichini è sempre stato alla ribalta della cronaca, soprattutto a livello politico, perché molti si sono mossi per la vicenda di Walter, una vicenda processuale lunghissima, vista la condanna in appello e poi la conferma in Cassazione, ma nel Padovano si era già discusso di legittima difesa perché c'erano stati altri episodi, quello altrettanto noto a quello di Onichini è quello del tabaccaio di Città di Corezzola, Franco Birolo, che uccise un ladro nell'aprile del 2015. Per lui invece un iter processuale anche per lui lunghissimo, travagliato, prima la richiesta di condanna, poi la richiesta di risarcimento da parte dei familiari del ladro ucciso e infine per lui invece è arrivata la soluzione perché secondo il giudice ci furono tutti i pretesti della legittima difesa, quindi due vicende simili ma con due esiti diversi e questo insomma per chi sostiene Walter Onichini non è mai stata una cosa che insomma fa sempre tanto discutere e chiedono che appunto Walter venga carcerato, che venga per lui presa in considerazione la grazia, visto che a tutti gli effetti Walter da settembre è in carcere, prima era stato portato a Due Palazzi e poi anche per una questione di sicurezza in carcere a Venezia. Valentina, allora adesso appena finito il collegamento noi vedremo anche la notizia di un tamponamento fra camion, l'ennesimo incidente in autostrada. Prima di lasciarti andare, prima di vedere questo servizio però ti chiedo che aria tira a Padova stamattina. Sappiamo, ci hai detto che comunque lo shopping prosegue, però c'è un po' di tensione, c'è un po' di paura. Sì, ovviamente si teme per questo passaggio in zona gialla, si teme per i contagi che come ben sapete qui a Padova sono tantissimi, si viaggia una media di 700 contagi al giorno, quindi insomma una media piuttosto alta, quasi 12.000 casi attualmente positivi in tutta la provincia. Quello che fa sperare insomma in una situazione che possa tendere al miglioramento è che la curva non sta salendo ma si sta appiattendo a livelli molto alti, ma si sta appiattendo, quindi non c'è quell'impennata che invece si era registrata nel mese di novembre. E i ricoveri ci sono, sia soprattutto in area medica, ma anche le terapie intensive sono quasi tutte occupate da pazienti malati di Covid, quasi tutti Novax, purtroppo ci sono anche persone molto giovani, infatti il più giovane ricoverato in terapia intensiva, pensate, ha 33 anni, quindi insomma la situazione degli ospedali comunque è costantemente monitorata e si sta spingendo tantissimo sulle vaccinazioni, sia il padiglione 8 che è stato recentemente riaperto dall'azienda ospedaliera che al padiglione 6. Sabato si comincia al padiglione 6 della fiera con la vaccinazione ai bambini della fascia 5-11 anni con delle linee proprio dedicate ai bambini, i primi ad essere vaccinati appunto ci saranno sabato al padiglione 6 della fiera. Si incrementano anche i tamponi perché il tracciamento è molto importante, l'azienda ospedaliera tra il fine settimana e l'inizio della settimana prossima aprirà 2 nuovi punti tampone all'interno del parcheggio dell'ospedale con le linee dedicate ai bambini e delle linee dedicate agli adulti, proprio per sostenere anche l'USL 6 nel tracciamento dei casi positivi anche alla luce dell'hackeraggio che si sta risolvendo ma che ormai insomma ha provocato disagi da quasi 2 settimane. Valentina, grazie per questo collegamento. Se ci saranno novità non esitate a contattarci. Intanto buon lavoro, buona giornata. Noi vediamo subito il servizio sull'incidente, l'ennesimo incidente stradale, autostradale di questo periodo, un tamponamento fra camion con feriti in A4. Tamponamento tra camion lungo la A4 tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano all'altezza di Villafranca Padovana. Poco dopo le 4 un mezzo pesante che trasportava carburante si è scontrato con un auto articolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un'autopompa, un'autobotte, l'autogru e 9 operatori che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina di guida del mezzo che trasportava carburante l'autista rimasto incastrato. L'uomo ferito è stato soccorso dal suo M118 e trasportato subito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e il personale di autostrada per i rilievi. I vigili del fuoco invece hanno scortato e portato in sicurezza l'autocisterna incidentata. E visto che parliamo dei vigili del fuoco, c'è una notizia che arriva sempre da Padova perché i pompieri avranno una scuola di formazione all'aeroporto Allegri.
La firma in prefettura suggella un tavolo di lavoro che per 18 mesi ha visto le autorità padovane lavorare su un'area vastissima che sorge a fianco dell'aeroporto Allegri, sinora occupata dall'aeronautica militare. Dopo 60 anni l'aeronautica lascia la città, ma la zona sarà riqualificata. Una parte sarà destinata ad archivio, l'altra diventerà la sede della scuola di formazione per il nord Italia dei Vigili del Fuoco. Visti gli spazi, viste le strutture presenti, sarà anche funzionale ad altre attività specialistiche, quindi la scuola per i direttori operativi dell'antincendio sarà finalizzata all'addestramento del personale aeroportuale, più altre specialità tipo i droni per quanto riguarda l'ambito aeroportuale. Poi chiaramente ci sono grandi spazi di ricovero, quindi farà riferimento per la colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco unitamente alla struttura del sistema di protezione civile. Un lavoro in sinergia coordinato dal prefetto della città Raffaele Grassi. 165.000 metri quadrati liberi potevano rappresentare un problema, diventeranno invece una risorsa. Sarà occupata totalmente. Siamo in centro a Padova, per cui sono molto soddisfatto, avevo paura del degrado, che questo avvenisse. Non ci sarà degrado perché sarà occupata a brevissimo, a fine anno, dai Vigili del Fuoco, per cui sono tranquillo. In più, senza occupare suolo, un'area importante di Padova era sistemata. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Chiudiamo il capitolo per ora padovano e passiamo alla corposa pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Siamo in attesa dei dati di oggi, non sono ancora arrivati quelli sui contagi, quelli sull'impegno della sanità in questa fase molto delicata. Sappiamo che potrebbero arrivare oggi o domani i dati che dovrebbero far slittare il Veneto in zona gialla a partire da lunedì, con tutte le variazioni del caso per la vita quotidiana di ognuno di noi in una settimana decisamente importante come quella di Natale, non solo sotto il profilo religioso ma anche sotto quello dell'economia, delle compere, dello shopping, dei ristoranti, dei locali, di tutta una serie di settori, compreso anche il turismo, che hanno bisogno in questo momento di una boccata d'ossigeno e non magari di restrizioni. Ne parleremo di sicuro nel Focus TG e nei telegiornali delle nostre emittenti. Potrebbe arrivare una conferenza stampa di Zaia magari nelle prossime ore, magari nella giornata di domani, per chiudere questa settimana e fornire informazioni importanti su questo versante. Ma torniamo a parlare di Covid, appena arriveranno i dati ve li daremo immediatamente e vediamo cos'è successo a Pordenone, dove c'erano dei Novax, fra cui anche alcuni trevigiani che cercavano di occupare l'ospedale. Se prendiamo l'ospedale di Pordenone cade tutto il sistema. Lo slogan inquietante in un file audio intercettato nelle chat era questo: troppo per non mettere in allarme la polizia. Secondo gli inquirenti, l'obiettivo dei Novax, non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche trevigiani e veneziani, era preciso: manifestare davanti al nosocomio e arrivare a occupare in qualche modo la struttura a partire dalla direzione sanitaria. È finita invece, grazie all'intervento della Questura, con una maxi denuncia per i partecipanti, tra questi anche l'ex leader dei portuali di Trieste, Stefano Puzzer, per il quale è scattato il foglio di via obbligatorio per 3 anni dalla città. L'appuntamento alle 9:30 al piazzale dell'ospedale. Sono arrivati in un centinaio, spiazzati però dalla presenza della polizia. Non sapevano che gli agenti erano già al corrente di tutto. Dalle prime luci dell'alba, infatti, la Digos, che monitora costantemente ogni anfratto della rete e dei social legato al mondo dei Novax, aveva fatto scattare l'allerta per il moltiplicarsi di messaggi e inviti nella notte verso la manifestazione non autorizzata per protestare contro la sospensione dei sanitari nel giorno in cui scattava l'obbligo vaccinale di alcune categorie lavorative, tra le quali il soccorso. Dopo la segnalazione, il questore Marco Odorisio ha disposto dalle 7:30 del mattino 3 diversi presidi di sicurezza. Non solo all'ospedale, ma anche presso altri 2 obiettivi sensibili: la Cittadella della Salute, dove è attivo il polo vaccinale, e la direzione generale dell'azienda sanitaria. Un centinaio i manifestanti giunti in gruppi tra le 9:30 e le 12:30. L'ospite d'onore annunciato in chat era Stefano Puzzer, chiamato a pronunciare un discorso. Tutti sono stati, prima e dopo, identificati e invitati ad allontanarsi. Tra questi anche decine di Novax provenienti dalle aree della Marca e del Veneziano più vicine a Pordenone.
Per tutti è scattata una maxi denuncia per manifestazione non autorizzata. Uno di loro, che rifiutava di farsi identificare e non voleva portare la mascherina, è stato accompagnato in questura. Stessa destinazione anche per Pulzer, per il quale è stato deciso il foglio di via obbligatorio triennale. Lapidario a fine giornata il direttore generale dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, Joseph Polimeni. A noi, dice, non rimane che continuare a lavorare in silenzio e con ancora maggiore intensità a beneficio della comunità. Continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus, ma lo guardiamo da un altro punto di vista, da quello dei vaccini e anche da quello dell'obbligo vaccinale per alcune categorie come le forze dell'ordine e il personale scolastico. Ne ha parlato il presidente Luca Zaia. I non vaccinati tra le categorie per le quali è fatto obbligo della vaccinazione, quindi forze di polizia, mondo della scuola, eccetera, sono 3.521. Quindi lo scandisco bene, da oggi queste 3.521 persone hanno l'accesso diretto ai centri vaccinali. Qualora decidessero di vaccinarsi, non hanno neanche l'inghippo di doversi prenotare. Scattato l'obbligo vaccinale per il personale della scuola e delle forze dell'ordine, il Veneto mette in condizioni i soggetti che non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di correre subito ai ripari. In 3.521 mancano all'appello, un numero tutto sommato limitato, evidenzia Zaia, anche se tra questi ci sono gli irriducibili. Il percorso vaccinale in Veneto è stato intrapreso dal 92,6% dei carabinieri, il 93,2% dei finanzieri, l'86,8% delle guardie penitenziarie, l'85,1% dei vigili del fuoco, immunizzata la quasi totalità del personale della scuola, il 98,3%. L'altro fronte vaccinale che partirà nelle prossime ore riguarda la fascia 5-11 anni. Alle 12 di oggi abbiamo 18.029 under 12 che si sono prenotati. Vi ricordo che la popolazione vaccinabile under 12 è di 300.000. Dati incoraggianti, riferisce sempre Zaia, che annota una criticità nei rifornimenti al momento temporanea. C'è un ritardo in una consegna dei vaccini, c'è un lieve ritardo, io spero che sia solo un pneumatico forato, una roba del genere, insomma, l'uso delle catene in qualche passo, ma che arrivino i vaccini. Non aiutano nemmeno gli attacchi informatici subiti dal sistema delle prenotazioni all'ULSS 6 Euganea, disagi che stanno rientrando ma che sono stati pesanti e che spingono lo stesso Zaia a rivolgersi agli hacker anche come ammonimento per il futuro. A noi non venite a chiederci riscatti perché non vi diamo soldi, niente bitcoin e altre menate del genere. E questo nelle ore in cui i ricoveri in area non critica superano la soglia non solo psicologica dei 1.144 le persone in terapia intensiva. Siamo quasi all'80% di ricoverati in terapia intensiva non vaccinati. Sentiamo la pressione ospedaliera, però non la viviamo con drammaticità, questo lo voglio dire. Drammaticità scongiurata solo ed esclusivamente da un fattore. Perché forse non ci siamo resi conto. Cioè con l'incidenza di oggi che ha il 400 su 100.000 abitanti, terapia intensiva e tutto, noi saremmo chiusi se non ci fossero stati i vaccini. Cioè zona rossa. Zona rossa, dice il governatore, naturalmente lo spettro della zona rossa, del lockdown, delle restrizioni più incisive, più forti, aleggia su tutta Italia, aleggia anche sul Veneto. Si spera di non dover ancora fare i conti con quello che abbiamo già visto troppe volte per troppo tempo in passato. Restiamo sul tema dell'obbligo vaccinale, in questo caso per il personale scolastico, perché abbiamo fatto il punto della situazione con i dirigenti scolastici padovani. Sentite cosa ci hanno detto. La piattaforma era stata aggiornata, le circolari arrivate anche negli ultimi giorni. Con il 15 dicembre suona la campanella dell'obbligo del Green Pass rafforzato per il personale della scuola. A Padova i dirigenti scolastici erano pronti con alcuni punti di domanda. Ci sono piccole inesattezze ancora, nel senso che io per esempio una persona che so che ha avuto il Covid e lì mi risulta rossa, probabilmente c'è qualche incongruenza ancora, però sa che a Padova c'è stato un attacco hacker per cui probabilmente qualcosa è saltato dalla parte informatica. In ogni caso io con tutte le segnalazioni rosse che ho visto stamattina ho mandato una notifica personale tramite registro elettronico e anche in più una lettera, comunque sono tanto su questo, per avvertire che entro 5 giorni devono
o comunicarmi la data di prenotazione o portarmi un'esenzione o la certificazione che in realtà sono già vaccini, che hanno fatto il primo ciclo primario di vaccinazione. Nella sua scuola, l'Istituto Comprensivo di Albignasego, Federica Silvoni ha 29 dipendenti su 360 totali sprovvisti di Green Pass rafforzato. 10 erano già fuori servizio, alcuni in mattinata hanno inviato certificato di malattia. A tutto il personale sprovvisto di Green Pass rafforzato è arrivata comunicazione dalla dirigente. Così è accaduto in tutte le scuole. Nel Padovano si parla di circa 700 persone. La scuola fa la sua parte, il peso si sente. In questo momento che noi siamo chiamati nuovamente a questo tipo di controllo è un peso. Per carità, ci rendiamo conto dell'importanza del momento, noi vogliamo collaborare, però lei deve tenere conto che in questo momento in Veneto, non so se lei ha visto la nota ieri della Regione Veneto, noi siamo alle prese seriamente con i casi Covid nella scuola. In caso di docente sospeso scatta la caccia al supplente, assunto con clausola risolutoria, ovvero in caso di rientro del titolare di cattedra il licenziamento è immediato. Il problema nostro è trovarli i supplenti, soprattutto all'infanzia e alla primaria. È proprio endemica ormai la carenza di docenti. Noi abbiamo, nelle graduatorie intendo, noi già i posti, come dire, buoni, importanti, che sono posti fino al 30 di giugno, anche il 31 agosto, lì già esauriamo le graduatorie, li diamo già alle famose messe a disposizione. Le giuro che stiamo andando a cercarli anche a casa. Continueremo a parlare di questo argomento con le scuole che rischiano di andare in sofferenza per queste nuove normative, per queste nuove regole. Ne parleremo fra pochissimo dopo la pubblicità, perché facciamo una breve pausa. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando in questa fase della nostra informazione di quelli che sono i problemi legati all'avvio dell'obbligo vaccinale per alcune categorie come le forze dell'ordine e chi lavora nel mondo della scuola. Abbiamo visto il versante padovano, adesso sentiamo qual è la situazione nella Marca trevigiana, perché c'è chi dice che le scuole rischiano di andare in sofferenza. Piattaforma ministeriale aggiornata dal primo mattino anche per i dirigenti scolastici della Marca chiamati a verificare il possesso del Super Green Pass da parte di insegnanti, personale ATA e amministrativi. Nel Trevigiano la percentuale dei dipendenti della scuola che si sono sottoposti a vaccinazione supera il 90%. Ciò non toglie che in qualche istituto si rischi comunque di andare in difficoltà. Al momento è difficile avere un dato. Da quanto ho potuto percepire dipende anche dalle scuole. Alcune scuole ho capito che hanno pochi casi, quindi insomma alla fine si riesce anche a superare il problema. In altre scuole penso che si arrivi anche a 10 e più casi, quindi lì il problema sarà naturalmente anche il reperimento dei supplenti, se questa gente dovesse decidere di non adempiere all'obbligo vaccinale. Supplenti che sono già difficili da reperire di per sé, soprattutto per alcune materie come la matematica, dice Sardella. La procedura è che il dirigente darà 20 giorni per mettersi in regola per effettuare la vaccinazione, quindi tendenzialmente si andrà alla fine delle vacanze di Natale per capire chi poi alla fine si è messo in regola e chi no. Scuola che cerca di proteggersi dal virus, ma il numero delle classi in quarantena rimane alto. Anche per questo la dirigente invita le famiglie ad approfittare della possibilità di vaccinare non solo i ragazzi dai 12 ai 18 anni, ma da domani anche i bambini dai 5 agli 11. Se questo vaccino è stato provato che è sicuro e non ha effetti collaterali sui minori, insomma mi sentirei di invitarli a vaccinarli. Molti casi che si sono di quarantena sono verificati a causa di ragazzi non vaccinati che naturalmente portando il virus a scuola hanno comportato poi la necessità di mettere la classe in quarantena. Sardella condivide infine la scelta della Regione di non anticipare le vacanze di Natale a causa dell'aumento dei contagi, ma lunedì scatterà la zona gialla e il timore per gennaio è che la situazione peggiori ulteriormente, costringendo la scuola a fermarsi. Il livello appunto di rischio è passato da alto a molto alto, quindi questa possibilità potrebbe esserci, speriamo che non succeda.
Non è ancora arrivato il bollettino quotidiano in redazione, ma ci sono già alcune notizie che circolano, qualcuno arriva magari dall'ANSA, ci dicono che ieri in Veneto sono state somministrate addirittura 52.000 dosi, è uno dei numeri più alti dell'ultimo periodo. Il totale è di 8 milioni e mezzo di inoculazioni in Veneto. Allora, fra poco dovrebbero arrivare i dati definitivi, poi magari li vediamo assieme appena arrivano. Visto che parliamo di vaccini, andiamo a vedere la situazione nell'ULSS 3. Con l'aumento dei contagi, l'avvio delle vaccinazioni pediatriche a partire da domani e ultima la sospensione delle attività programmate che prevedono la terapia intensiva, sono in aumento anche le richieste di tampone, spesso senza prenotazione. Richieste che arrivano o dai medici di base per una sintomatologia del paziente riconducibile al Covid o dagli stessi utenti che temono un eventuale contagio. Questo però sta creando alcune problematiche. In questo periodo stiamo riscontrando anche un importante ricorso ai tamponi che non sono i tamponi per il Green Pass, ma sono per tutta una serie di tematiche di sanità pubblica oppure di affidamento diagnostico, quindi sintomatici che vengono proposti per il tampone. La grande complessità che ci crea il non prenotarsi, direi, è quella che oggi incide di più sulle nostre risposte. Di qui l'appello del direttore dell'ULSS 3. L'invito che posso fare grazie alle vostre reti è quello di portare le persone a prenotare il tampone proprio per evitare code o per evitare contrattempi anche nell'esecuzione di questo servizio. Arriva una notizia ancora dall'ANSA nazionale. Il ministro Speranza dice a oggi, notizia di pochi istanti fa, siamo a 103 milioni e mezzo circa di dosi somministrate in Italia. È un numero su cui forse, dice il ministro, non si riflette abbastanza. 103 milioni e mezzo di dosi somministrate in meno di 12 mesi, perché ricordiamo che la campagna vaccinale è iniziata subito dopo il Natale dell'anno scorso, quindi i 12 mesi scadranno davvero fra poco. Diciamolo, sostiene il ministro con grande franchezza, solo un grande paese può ottenere numeri di questo tipo, un paese che ha un grande servizio sanitario, un paese che ha un livello di capillarità, di presenza. Lo dice appunto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo a un congresso itinerante della FNOPI. Allora, visto che siamo ancora in argomento di vaccini, andiamo a vedere quali possono essere i rischi per chi non si vaccina. Vediamo un servizio anche un po' duro che arriva da Padova. Cercare il respiro dentro il casco, la fatica di questo paziente si percepisce anche quando si osserva da lontano, al di là delle pareti che separano le stanze della terapia semi-intensiva. Qui siamo all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, i posti letto occupati oggi sono 36. In questa quarta ondata è cambiata la tipologia dei pazienti, ci spiega il professor Andrea Vianello, a capo del coordinamento delle terapie semi-intensive del Veneto. Qui oggi arrivano pazienti giovani non vaccinati e anziani vaccinati ma affetti da più patologie. Il rapporto tra medico e paziente è difficile, soprattutto con i Novax convinti. Questa ondata ha messo un po' in tensione il rapporto medico-paziente, perché si ha in parte almeno a che fare con dei malati che sono molto determinati nel resistere a certi tipi di trattamento. Devo però dire che questa determinazione è tipica di una parte abbastanza limitata di pazienti, anche tra i non vaccinati, e che nella maggior parte dei casi invece il dialogo riesce a risolvere la situazione e a trovare dei buoni compromessi. Non sono mancate anche lettere di avvocati di pazienti che suggeriscono ai medici terapie alternative del tutto prive di fondamento. Questo accade soprattutto tra chi è ricoverato nelle terapie intensive. Qualcuno arriva anche a rifiutare di essere intubato. Gli avvocati facciano gli avvocati, io mi baso sulle evidenze scientifiche. Non somministro farmaci sulla base delle richieste degli avvocati.
mi dispiace. Nelle terapie intensive del Veneto meno del 10% dei pazienti è vaccinato e si tratta di anziani con patologie gravi. L'abbassamento dell'età media dei pazienti ricoverati in terapie intensive e gli effetti del vaccino hanno fatto registrare una riduzione della mortalità, ma molto ha fatto anche la ricerca e le nozioni imparate in questi quasi 2 anni di pandemia. Evitate di leggere quello che può essere fuorviante. Il cortisone si fa nei malati che hanno insufficienza respiratoria. Se inizi a farti il cortisone a casa da solo perché sei positivo, loro non lo sanno, ma aumenta il rischio di morte. Se invece faccio il cortisone in un malato che ha insufficienza respiratoria e richiesta di ossigeno almeno, riduce il rischio di morte. È un lavoro, non è che diventiamo tutti medici perché abbiamo Google. Sappiamo stanno partendo le vaccinazioni, la campagna vaccinale dedicata ai bambini 5-11 anni, partite le prenotazioni, già molte le prenotazioni effettuate dalle famiglie. Proprio in queste ore si stanno iniziando a effettuare le prime inoculazioni, se ne stanno occupando le nostre redazioni di tutte le province per andare a vedere come inizia questa fase così nuova, così particolare, delicata anche per molti aspetti della campagna vaccinale. Nel frattempo però si moltiplicano gli inviti ad aderire, ne ha parlato anche il vescovo di Treviso. Affidarsi senza timori alla scienza anche nel caso delle vaccinazioni dei bambini. Incontrando la stampa per gli auguri di Natale, il vescovo di Treviso Michele Tomasi ha accolto senza esitazione l'appello del direttore generale Francesco Benazzi alle famiglie, quello di riporre fiducia nelle autorità sanitarie. Sono persone competenti e hanno competenze e visioni che io non ho, ma mi fido di loro e mi fido di quello che mi dicono. Un altro anno di pandemia è trascorso, ma se i vaccini ci consentono di continuare a condurre una vita normale, a livello sociale si è verificata una frattura da risanare. Ci sono situazioni di difficoltà e di conflitto, a mio parere non vanno esagerate, vanno accolte e bisogna tornare a un clima sereno, calmo di comunicazione, dove anche opinioni differenti possono avere il loro spazio se espresse nella civiltà e senza prevaricazione e senza violenza. La zona gialla che scatterà lunedì ci ricorda di dover essere prudenti e responsabili, sottolinea il vescovo. Se non lo facciamo, poi il giallo può ancora cambiare colore. E siccome nessuno di noi vuole questo, viviamolo con serenità, con tranquillità e con quel senso di ordinata disciplina che abbiamo dimostrato di saper vivere. 246 famiglie e 29 imprese in difficoltà aiutate in 6 mesi grazie al progetto di microcredito avviato dalla diocesi, principalmente disoccupati, coppie con figli, in gran parte italiani, erogati 428.000 euro. E le persone che si lasciano aiutare a loro volta, è già successo, restituiscono e si mettono loro stessi ad aiutare. È un tessuto di comunità che non va perso e che va mantenuto. Il vescovo infine non esclude che a breve si possa tornare a discutere con il comune della pedonalizzazione di Piazza Duomo, a cui è apertamente favorevole. Certamente questa piazza non era stata pensata per le macchine, e le macchine sono bellissime ma ingombranti. Allora, noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria perché abbiamo ancora tantissimi argomenti di cui parlare, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, in attesa di poterci collegare con la sede del Consiglio regionale del Veneto per fare un po' il punto sui lavori di questo periodo di fine anno con il vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco. Vediamo assieme i dati che ci arrivano finalmente dall'azienda Zero della Regione del Veneto, finalmente, perché erano molto attesi e sono anche un po' preoccupanti per certi versi. Allora, le nuove positività sono 3.383, possiamo vedere che l'area, come ci ha già detto la nostra collega Valentina Visentin, in cui ci sono molti casi c'è Padova, poi Treviso con 791, Venezia con 605, Vicenza con 664, ormai le varie province viaggiano fra le
a ridosso delle 600 fino alle 800 nuove positività al giorno, che portano il bilancio dall'inizio dell'emergenza Covid a 565.265. I casi attualmente positivi sono 53.938, è un numero in continua crescita. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid sono 12.125 dall'inizio dell'emergenza, quindi un dato anche questo che continua a essere assolutamente drammatico. Ma scendiamo nella seconda parte della tabella per vedere come sta reagendo la sanità in questo momento. Vediamo che è un momento davvero di stress per la sanità veneta in generale. Potete vedere i dati che riguardano i singoli ospedali, l'area non critica e le terapie intensive, ma scendiamo per vedere i conti, i bilanci complessivi della sanità del Veneto. Vedete qui ci sono tutti gli ospedali. Allora, in area non critica sono 1071 le persone ricoverate, di cui 959 positive, 112 che nel frattempo si sono negativizzate. Con questa situazione dei positivi forse siamo molto a ridosso, ma non siamo ancora, pare, in zona gialla. Sentiremo poi se qualcuno potrà aiutarci con questi numeri. Per quanto riguarda invece la terapia intensiva, sono 159 le persone ricoverate. Questo è un numero che cresce in modo drammatico anche qui, di cui 150 ancora positive, 9 che si sono negativizzate. Vediamo le differenze con i bollettini della giornata precedente. Sono addirittura un bilancio positivo di 30 unità in area non critica, un bilancio positivo di 15 unità in terapia intensiva. Vuol dire che non sono entrate 45 persone in più complessivamente, il numero è molto più alto, ma fra dimissioni e ingressi vincono questi ultimi, i dati sono quelli che vedete. Negli ospedali del Veneto sono morte nelle ultime ore 17 persone. Non è un numero definitivo però, perché in realtà i decessi in Veneto a causa del Covid sono stati almeno 22 nella giornata di ieri. Ci sono 5 decessi che non sono stati conteggiati perché avvenuti fuori dalla sanità regionale, quindi non negli ospedali ma nelle case di riposo o a casa, qualcuno che è mancato nella propria abitazione. Quindi il numero dei morti delle ultime ore è di 22, è un dato piuttosto sconcertante visto quello che abbiamo visto negli ultimi giorni. Allora, questi erano i dati dell'emergenza, quindi da una parte della diffusione dei contagi, dall'altra della pressione sulla sanità. Magari riusciamo a parlare di questo anche con il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che vediamo sta facendo delle prove di collegamento. Appena potremo lo manderemo in onda. Nel frattempo, in attesa di poterci collegare con Palazzo Ferrofini, vediamo anche il monitoraggio della campagna di vaccinazione relativo alla giornata di ieri. Come dicevamo, dati appena arrivati, dati freschissimi, ci dicono che le dosi somministrate nelle ultime ore, nella giornata di ieri, sono stati 52.502, un numero molto molto alto. Le prime dosi sono state 2.126, i cicli completati 1.838. Ovviamente la parte del leone lo fanno gli addizionali booster, siamo a 48.483 terze dosi. Il Veneto ha somministrato il 95,4% delle dosi a disposizione. Il resto lo vediamo dopo, perché abbiamo la possibilità di scambiare qualche parola con Nicola Finco, l'avevamo annunciato, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Vicepresidente, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno Garavello, a lei e a tutti gli amici di Rete Veneta. Allora, noi stavamo leggendo i dati dell'emergenza Covid, non so se ha avuto modo di sentire quelli riguardanti i contagi. Siamo oltre naturalmente 50.000 positivi, siamo a 1071 ricoverati in area non critica, 159 terapia intensiva e 22 morti. Giusto una parola, giusto una dichiarazione su questa fase molto delicata dell'emergenza, vicepresidente. Sì, diciamo che purtroppo i numeri li vediamo tutti noi ogni giorno, i numeri continuano a crescere, gli ospedali stanno andando sotto pressione. Ovviamente noi ci troviamo nella situazione di dover applicare determinati protocolli che immagino in qualche realtà stanno creando ovviamente
delle problematiche, perché insomma ci sono dei ritorni, insomma, ma questo è anche normale, è dovuto un po' al periodo, anche perché abbiamo le difficoltà croniche legate al numero di medici e di infermieri. Oltretutto, se noi andiamo a sommare la pressione da un punto di vista della presenza del Covid, il dovere che abbiamo nei confronti dei centri vaccinali piuttosto che dei centri tampone, in più se sommiamo i medici e gli infermieri che sono stati sospesi a causa della loro volontà di non vaccinarsi, ovviamente questo è un periodo di forte stress per tutto il sistema sanitario, però insomma la volontà, ma lo stiamo anche dimostrando nei fatti, è quella comunque di garantire, pur nella sicurezza dei nostri nosocomi, insomma, continuare a garantire le prestazioni sanitarie fino a quando insomma questo ci sarà possibile. Stiamo utilizzando tutta una serie di misure per ovviamente impedire il diffondersi del virus, però è ovvio che rispetto a un anno fa noi abbiamo tutta una serie di casi particolari, cioè oggi le scuole rispetto a un anno fa sono aperte, ci troviamo con classi, penso ad esempio ad alcuni territori e alcuni distretti che hanno più di 120-130 classi dove si sono verificati dei positivi, quindi consideriamo ogni ragazzino torna a casa una famiglia, quindi si fa presto anche a crescere con i numeri. E poi rispetto a un anno fa abbiamo tutti i locali aperti e il Green Pass sicuramente è stato uno strumento che ha permesso a tante persone di vaccinarsi, però il Green Pass non è un documento che permette a tutti di vivere in completa libertà, senza mascherine e in totale sicurezza, perché sappiamo benissimo che uno può avere tranquillamente il Green Pass, essere positivo e magari non saperlo e andare in giro a contagiare altre persone. Quindi oggi noi abbiamo la sicurezza che i vaccini hanno permesso ovviamente di non avere più le terapie intensive sotto pressione e di mettere in sicurezza tantissime persone. Dall'altro però il virus è ancora presente. Adesso c'è questa variante Omicron che purtroppo insomma continua a girare e quindi di conseguenza ci sono persone in quarantena, situazioni particolari da gestire, però insomma la Regione del Veneto c'è e sta mettendo in atto tutti i protocolli sanitari insomma, che ha adottato nel corso di questi ultimi mesi. Vicepresidente, passiamo a un tema un po' lontano dall'emergenza Covid. È tempo di bilanci di solito anche per le famiglie a fine anno, è tempo di bilancio anche in Consiglio regionale, non si ferma l'attività delle istituzioni. Che fase stiamo attraversando adesso di lavoro in Consiglio? Allora, il Consiglio proprio l'altro ieri, dopo 5 sedute fiume, ha approvato il bilancio di previsione, che è un bilancio sostanzialmente diciamo unico anche a livello nazionale. Bisogna ricordarlo a tutti perché forse magari gran parte dei veneti non lo sanno, però il Veneto è l'unica regione a statuto ordinario che da 12 anni a questa parte, quindi questo è il 12° bilancio della presidenza Zaia, da 12 anni consecutivi non applica l'addizionale IRPEF regionale. E ricordiamo che quando i dipendenti trovano nella propria busta paga IRPEF regionale, non sono soldi che vanno alla regione, ma è la quota parte che va allo Stato. E noi, come Regione del Veneto, avendo una pressione fiscale dell'1% pro capite, riusciamo a garantire servizi in questa regione per circa 17 miliardi di euro. E penso che questo sia anche un vanto che sicuramente non ci permette di avere quelle risorse necessarie per magari dar sempre risposte alle tante richieste di aiuto e di finanziamento che ci arrivano da parte del territorio, però oggi il bilancio della Regione Veneto è un bilancio sano. Su questi 17 miliardi, più di 9 miliardi sono destinati al mondo della sanità e soprattutto anche, l'abbiamo visto nel corso di questi ultimi 2 anni, la sanità ha assorbito moltissime risorse del nostro bilancio, però poi noi continuiamo a garantire tutta una serie di servizi. Penso ad esempio ai 31 milioni di euro che mettiamo per le scuole paritarie, perché ricordiamoci che ad esempio il sistema delle scuole paritarie e degli asili nido in Veneto regge grazie a un importante contributo che dà la Regione del Veneto, perché in Veneto non ci sono tanti asili statali, scuole materne statali, perché la gran parte sono tutte paritarie e queste restano in piedi grazie ai contributi regionali e ovviamente i contributi che danno alle famiglie. Ma poi abbiamo previsto 6 milioni di euro, 6 milioni e mezzo di euro per le borse di studio, 64 milioni di euro per la formazione professionale. Noi in Veneto abbiamo ogni anno più di 20.000 ragazzi che studiano all'interno delle nostre
strutture all'interno delle scuole di formazione professionale e anche queste sono finanziate attraverso i fondi regionali europei. Abbiamo stanziato quasi 17 miliardi per tutta una serie di messe in sicurezza del territorio per prevenire il rischio idrogeologico. Abbiamo 23 milioni di euro per l'infrastruttura, 5 destinati alla messa in sicurezza dei viadotti e poi abbiamo 3 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni e 53 milioni per il trasporto pubblico locale. Dopo dobbiamo ricordare che il 2022 sarà anche l'anno della nuova programmazione comunitaria, quindi stiamo parlando di fondi che saranno destinati in quota parte all'agricoltura, in quota parte al Fondo Sociale Europeo, quindi a tutte le misure di inserimento lavorativo e quindi anche di assistenza per tutte le persone che perdono il lavoro, e poi abbiamo una serie di fondi che saranno destinati ad hoc per le imprese. Quindi voglio dire, il Veneto comunque, al di là del Covid, sta continuando a fare una programmazione che riguarda un po' tutti i settori della pubblica amministrazione, però è ovvio che stiamo vivendo il periodo della pandemia e quindi oggi purtroppo si parla solo di pandemia, ma il Veneto fortunatamente insomma è molto altro e dati alla mano, nonostante la pandemia, nonostante il momento di crisi, il Veneto è la regione che ha il tasso di crescita a livello di PIL più alto d'Italia e uno dei tassi di disoccupazione più bassi d'Italia. Quindi il modello Veneto, che è sempre stato criticato, anzi è stato anche messo in dubbio nel corso degli anni, perché dicevano che il modello Veneto basato sulla piccola e media impresa era un modello fragile che non poteva reggere le grandi sfide a livello internazionale. Oggi il modello Veneto si dimostra ancora una volta un modello efficiente, un modello soprattutto che sa reggere i mercati, che continua a garantire una crescita economica non solamente al Veneto ma all'Italia intera, e nonostante questo, nonostante nel senso le critiche che spesso ci vengono rivolte, noi oggi siamo la regione che tra quelle a statuto ordinario ha i tassi più bassi di disoccupazione. Quindi un'altra prova emblematica che da noi non c'è bisogno di redditi di cittadinanza, ma c'è bisogno solamente di grande volontà di lavorare, perché da noi in Veneto se una persona vuole lavorare il lavoro lo trova. Vicepresidente, abbiamo giusto un minuto prima della pausa pubblicitaria delle 13, però le chiedo, questo è un bilancio ancora una volta un po' in una fase decisamente di emergenza. Come cambierà anche il modo di strutturare il bilancio del Veneto nei prossimi anni, quando finalmente usciremo da questa emergenza? Ma sicuramente il Covid lascerà una grande ferita, perché comunque noi abbiamo oltre, mi sembra intorno, siamo 1,5 miliardi di debiti, della sanità dovuti proprio all'emergenza sanitaria. Adesso vedremo se il governo metterà qualcosa sul piatto, sicuramente metterà qualcosa, ma non andrà a ripianare totalmente quelli che sono i debiti dovuti alla pandemia. E sicuramente il prossimo futuro dovrà essere fatto di scelte strategiche. Allora noi adesso col PNRR stiamo progettando tutta una serie di centri a livello territoriale, quindi le famose case della comunità, il che riguarda ovviamente grossi investimenti che verranno fatti su tutto il territorio regionale per potenziare quindi la medicina del territorio, perché abbiamo visto che la medicina del territorio è stata insomma una dei punti forza anche del sistema sanitario veneto in questo momento di crisi. Ma poi ovviamente bisognerà strutturare, pensando al futuro, anche tutte le residenze per anziani. Cioè, l'anno scorso la pandemia ha messo in gravi difficoltà e sotto stress tutte queste strutture, e quindi bisognerà pensare anche, ma anche visto anche l'andamento, perché sono usciti l'altro giorno i dati dell'Istat, siamo un paese, uno dei paesi al mondo più vecchi, uno dei paesi al mondo che non fa figli, uno dei paesi al mondo dove fortunatamente abbiamo la vita che si allunga sempre di più, ma abbiamo bisogno anche di infrastrutture importanti per gli anziani, non fra 50 anni, ma fra 15-20 anni, e che vuol dire creare nuove case di riposo, e che vuol dire creare nuovi alloggi protetti, condomini solidali, centri diurni per anziani, insomma tutta una rete sociale che ci permetterà di affrontare le sfide future, perché oggi io penso sempre agli anziani, ma gli anziani insomma rappresentano una delle sfide principali del futuro, perché oggi il sistema si regge perché abbiamo ancora famiglie che hanno 3-4 figli che magari possono accudire il proprio genitore, ma se penso alle famiglie dei giovani quarantenni di oggi, hanno un figlio, forse ne hanno 2, e queste persone quando fra 30-40 anni avranno bisogno non dell'aiuto dei figli, perché ovviamente immagino non potranno reggere
a certi, insomma, ad accudire i genitori, quindi avranno bisogno di una rete sociale importante e di strutture che possono dare una mano in questo senso. Dall'altro sono dell'idea che dovremmo investire molto sulle politiche della famiglia e della natalità, perché noi spesso guardiamo i numeri, il PIL, l'economia, ma se un paese non fa figli, se un paese non crea un futuro, difficilmente poi avremo la forza per le nostre imprese, per avere ovviamente persone che andranno a lavorare all'interno del nostro mondo produttivo, che permetterà anche la crescita di un tessuto sociale ed economico se non ci sono figli e non ci sono nuovi nati. E quindi sarà doveroso investire moltissimo sulle politiche familiari, nel dare tutta una serie di servizi. Penso ad esempio, questa è una proposta che sto portando avanti a diversi anni, pensiamo solamente che cosa vorrebbe dire dare un asilo gratuito ai figli, cioè vorrebbe dire veramente sollevare le famiglie di un peso veramente importante. Questo potrebbe essere un incentivo importante piuttosto che gli aiuti per i ragazzi che vanno a scuola, per le famiglie che hanno più figli. Ovviamente per fare questo tipo di interventi ci sono bisogno di risorse, c'è bisogno di denaro fresco che attualmente la Regione del Veneto non ha, perché ovviamente lo Stato si tiene gran parte delle tasse che noi oggi versiamo, però in futuro bisognerà pensare magari a delle manovre anche che magari tutelando sempre i redditi bassi, ma con una finalità sociale molto importante che sarà quella di agevolare le famiglie e di aiutare ovviamente tutti i ceti sociali che sono più in difficoltà. Vicepresidente, tanta carne al fuoco nell'immediato ma anche nel medio e lungo termine, quindi si continua a lavorare in Consiglio regionale del Veneto per i veneti, per la nostra regione. Noi la ringraziamo per questo intervento. Naturalmente ci possiamo mettere d'accordo per sentirci inizio settimana prossima, un po' prima di Natale, per fare un altro mini bilancio conclusivo dell'attività di questi ultimi giorni dell'anno proprio del Consiglio regionale. Ma certamente, molto volentieri, questa sarà anche l'occasione per farci gli auguri di Natale. Il Consiglio comunque continua ad essere operativo anche in queste settimane, si fermerà solamente la settimana di Natale perché è un periodo tosto e le istituzioni in questi momenti devono dare il massimo per dare risposte concrete all'emergenza che stiamo vivendo, a tutto ciò che la pubblica amministrazione richiede. Il Presidente Zaia è in prima linea, da 2 anni ormai vive nella sede della Protezione Civile di Marghera e il Consiglio regionale continua a legiferare, è un nostro dovere e quindi continueremo a farlo nel migliore dei modi nell'interesse della comunità veneta. Grazie Vicepresidente, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, state con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in diretta fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che accade in Veneto. Abbiamo fatto un po' un riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire, con le novità del Covid. Abbiamo visto i dati, poi finiamo di vedere anche quelli relativi ai vaccini, ma prima di andare avanti con i dati ci colleghiamo con Vicenza, dove c'è Sharon Di Carlo che non dal centro storico come facciamo di solito, ma dalla nostra sede vicentina ci informa di tutte le ultime novità. Buongiorno Sharon. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a tutti. Allora, che cosa succede oggi a Vicenza? Che cosa abbiamo nel TG questa sera? Notizia fondamentale, come in tutta Italia oggi, svolta per la campagna vaccinale, appunto inizierà la vaccinazione per i bambini dai 5 ai 10 anni, quindi anche qui in Vicenza con l'ULSS 8 Verica, dove sono state considerevoli le prenotazioni, 1800 posti messi a disposizione in questi giorni e vaccinazioni che avranno luogo da oggi fino al 22 dicembre. In più nei prossimi giorni verranno aggiunti degli altri slot, degli altri posti, più o meno sui 2.400 altri posti. Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell'ULSS 8 Verica, racconta di quanto sia importante questa svolta all'interno della campagna vaccinale, perché appunto andranno a essere protetti i bambini che sono stati fino ad oggi attaccati dal virus e non avevano la possibilità appunto di essere protetti. Questo
di conseguenza sarà molto importante per tutta la comunità. Inoltre riporta dei dati che vengono dall'estero, in particolare dall'America, appunto, dove la campagna vaccinale per i più piccoli è iniziata già mesi fa e siamo più o meno a 4 milioni e fino adesso non ci sono state alcune controindicazioni. Nei giorni scorsi, Ferdinando, siamo andati a sentire un po' di voci, un po' di opinioni dei vicentini su questa nuova svolta vaccinale e sono state molto positive. La maggior parte delle persone è a favore appunto della vaccinazione sui bambini. C'è chi dice appunto che è arrivato anche fin troppo tardi, perché appunto era una fascia molto delicata e da proteggere. C'è chi racconta appunto che nonostante il vaccino sia sperimentale, sia importante fidarsi della scienza e quindi dei medici. C'è anche ovviamente una spaccatura di persone che racconta di quanto forse il vaccino sia prematuro invece per i bimbi. Sharon, ti chiedo anche un'informazione per poi quello che sarà la nostra informazione nei prossimi giorni, già da stasera immagino. Ci sono novità per quanto riguarda il problema della sicurezza a Vicenza, un problema di cui stiamo parlando in modo molto diffuso ormai da giorni, perché la tensione sta salendo tantissimo, insomma si sperava di poterne fare a meno in questa fase che si avvicina al Natale, invece vediamo che ogni giorno arrivano nuove notizie ancora di problemi notturni, problemi serali a Vicenza. Guarda, la situazione è più sotto controllo possibile e stanno appunto valutando di portare nuovi punti appunto su questo argomento, perché appunto come abbiamo visto nei giorni passati sono successe delle situazioni spiacevoli molto gravi, però appunto si sta lavorando sulla faccenda. Allora, Sharon, per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera per tutti gli approfondimenti, naturalmente anche per tutto quello che succederà da qui a questo pomeriggio. Noi siamo ancora... Scusami, ti rubo 2 secondi, volevo raccontarti che appunto poi oggi pomeriggio noi andremo a Torre di Quartesolo, dove appunto faremo un po' il punto della situazione e stasera nel TG vi daremo tutte le informazioni a riguardo. Molto bene, abbiamo ancora un quarto d'ora di TG. Se succedono cose importanti a Vicenza non esitare a contattarci. Le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Ora, torniamo in studio. Allora, abbiamo anche Padova che ci chiede di rientrare per per un aggiornamento di quello che abbiamo iniziato ad annunciare questa mattina, le cose di cui abbiamo parlato. Allora, avvertiamo i colleghi che possono contattarci. Nel frattempo finiamo di vedere i dati dei vaccini, perché allora il brevissimo riassunto: 52.000 dosi somministrate nella giornata di ieri, è un numero davvero importante che ci avvicina ai livelli molto alti di quest'estate, dei mesi estivi, e vediamo come sono strutturate queste vaccinazioni. Sono il 77,9% della popolazione complessiva del Veneto ha la prima dose. Queste riguardano la percentuale sulla popolazione complessiva. Il 76,3% ha il ciclo completo, il 78,2% ha o la prima dose o comunque una prenotazione. Il 22,7% ha già la terza dose, quindi siamo a 1.100.000 terze dosi, booster addizionali, insomma questa è la situazione. Però vediamo nel complesso per quanto concerne gli over 12, ovvero le categorie che sono che erano ritenute vaccinabili, perché adesso abbiamo anche le vaccinazioni aperte ai più piccoli. Allora, l'86,5% dei veneti hanno la prima dose, l'84,6% hanno anche la seconda dose, sono percentuali davvero interessanti. L'86,8% ha almeno una dose oppure la prenotazione, e questo è anche un dato altrettanto importante: un veneto su 4 di quelli che possono essere sottoposti alla vaccinazione ha già la terza dose e il cosiddetto booster. Numeri alti, numeri che ci confermano quanto stia correndo in questa fase la campagna vaccinale del Veneto. Adesso torniamo a Padova, perché c'è Valentina Visentini che voleva aggiornarci su uno degli argomenti di giornata. La vediamo in una situazione decisamente natalizia. Buongiorno di nuovo, Valentina.
Sì, buongiorno Ferdinando. Diciamo che col teletrasporto mi sono portata al villaggio di Babbo Natale. Oltre alle notizie di cronaca è bello anche fare un po' il punto sul Natale in città e infatti a fatti pochi passi dal centro in piazza Remitani mi trovo al villaggio di Babbo Natale per mostrarvi questa che è la casetta di Babbo Natale, dove i bambini possono venire a portare le letterine, ma soprattutto troveranno una mostra bellissima che adesso, grazie all'aiuto del nostro Mattia, vi faccio vedere, perché questa mostra conserva tutti i lavoretti realizzati in queste settimane dai bambini ricoverati in pediatria a Padova, fatti dalla scuola di pediatria in ospedale a Padova, una scuola che dalla materna alle superiori aiuta i bambini a frequentare la scuola, i bambini ricoverati a frequentare la scuola, e loro si sono impegnati, hanno realizzato questi bellissimi lavoretti. Ci sono questi addobbi di Natale, ma anche le palle con piccoli decori all'interno, hanno usato vari materiali, la plastilina, il legno, chi invece ha fatto dei cartoncini colorati. È un modo per portare all'esterno della città e far contribuire i bambini della pediatria, far contribuire anche a loro a garantire questa atmosfera di Natale che, pur con le restrizioni, pur con la mascherina, ma può essere vissuta dai padovani e anche dai tanti turisti. Valentina, quindi ci tenevo a mostrarvi questi lavoretti che sono davvero molto belli, ed è anche un orgoglio per i bambini che lo possono far vedere ai loro nonni, ai loro parenti, perché anche loro sono qui in mostra in uno degli angoli più suggestivi di Padova, addobbati e pronti per il Natale. Valentina, insomma una buona notizia. Noi sappiamo che non ci sono buone o cattive notizie, ci sono solo le notizie, però poter mostrare questi lavoretti in questa fase davvero così difficile, così complicata, insomma è una boccata d'ossigeno. Allora Valentina, noi siamo quasi in chiusura di telegiornale, abbiamo novità di cronaca da Padova, perché altrimenti andiamo avanti con le news. Allora, è una notizia che ci è appena arrivata, una notizia al volo di cronaca, perché sono state confermate le sanzioni agli ultras. Adesso le leggo con voi in anteprima. Sì. Sono scattate le sanzioni per i tifosi senza mascherina, come vi avevamo detto lo scorso settimana nelle due partite, quella di Cittadella Ascoli e di Padova Sud Tirol. La polizia aveva controllato allo stadio l'uso della mascherina, sono state identificati i tifosi senza mascherina, 50 le multe fatte, 30 nel corso della partita con il Cittadella, 20 invece tra le tifoserie che stavano assistendo a Padova Sud Tirol. Come ha annunciato il questore, se ci sarà la recidiva da parte di questi tifosi, non ci sarà più solo la multa, ma scatterà anche il DASPO. Quindi questi sono i numeri appena arrivati delle sanzioni fatte allo stadio sia a Cittadella che a Padova domenica scorsa. Molto bene, sapremo di più nei nostri telegiornali di questa sera. Valentina, grazie per questo collegamento, grazie, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Torniamo in studio, torniamo a parlare di sicurezza, torniamo a Vicenza, perché c'è stato il comitato sulla sicurezza in città, di cui parliamo ormai da giorni per tutta una serie di situazioni che si sono venute a creare. Il prefetto dice: la situazione merita attenzione, ma non c'è emergenza. Urlano le sirene della polizia e rimbombano tra le strade di Vicenza dopo il weekend di paura. In prefettura si riunisce il comitato ordine e sicurezza per rispondere al grido d'allarme di una città scioccata dalle risse, dalla violenza, dalle rapine del fine settimana. Mi ha strattonato facendomi gettare la borsa per terra e in quel momento ho urlato fortissimo. La situazione di questo periodo è una situazione di attenzione ma non di emergenza. Il prefetto, il questore, i comandanti delle forze dell'ordine analizzano i dati. Nel 2021 i furti sono stati 2.422, in riduzione rispetto al passato. Le rapine 69, un trend in linea con gli anni scorsi. La circostanza che si siano verificati alcuni di questi fatti in forma ravvicinata evidentemente suscita attenzione. Questo però non significa, concludere che la condizione di Vicenza sia una condizione di emergenza dove non c'è sicurezza e dove chi esce di casa deve sentirsi, angosciato perché potrebbe essere aggredito a ogni angolo di strada. Il problema è che sulle strade i balordi, dopo essere stati denunciati per i reati commessi, ci tornano a scapito delle loro vittime che invece hanno paura di scendere sotto casa. Io non riesco più a uscire di casa.
Ho paura. Questa ragazza è la vittima dell'ultima aggressione notturna. Serve un inasprimento delle pene, altrimenti l'impegno delle forze dell'ordine viene reso vano. Una situazione complessa in città rispetto agli ultimi episodi, sui quali non si può abbassare la guardia, e sicuramente ci sarà un attenzionamento molto deciso da parte delle forze dell'ordine. Per rinforzare i controlli notturni, il sindaco ha proposto di assoldare dei vigilantes. Abbiamo proposto anche la possibilità che il comune si avvalga di una vigilanza privata nelle ore notturne di supporto a questi controlli, però la linea del Ministero dell'Interno è di non avvallare ed acconsentire a questa linea, quindi dovranno arrangiarsi le forze dell'ordine per gestirla durante la notte. L'ultimo weekend racconta un'impennata di reati che, come ammette il prefetto, merita attenzione, in particolare in contrappescherie vecchie dove gruppi di giovani bevono e consumano droga. Lavoreremo sulla prevenzione e sulla sanzione di questo tipo di comportamenti. Contrappescherie non è tutta Vicenza, cioè abbiamo tutta una città che evidentemente attenzioniamo dal punto di vista della prevenzione anticrimine, non c'è soltanto contrappescherie. Eppure sono proprio i commercianti di contrappescheria a denunciare che la misura è colma e c'è chi per protesta è pronto a chiudere. Libere scelte. Chi ritiene praticamente di non sentirsi più sicuro a Vicenza e che quindi per questo voglia fare delle scelte di dismissione dell'attività, io non ho da interloquire. Sono proprio gli esercenti del centro, in particolare quelli di contrappescherie, che avevano chiesto nuovi controlli, avevano chiesto un giro di vite e dicono valutiamo addirittura una chiusura di protesta. Io fondamentalmente sono un po' deluso perché mi aspettavo un qualcosa di più drastico, invece a quanto pare mi sembra che sarà un po' la stessa cosa. Delusi dunque gli esercenti dei locali a ridosso di contrappescherie sull'esito dell'ultimo incontro del Comitato Ordine e Sicurezza convocato oggi in prefettura. Dopo le ultime aggressioni in centro storico avevano richiesto un intervento straordinario localizzato per garantire maggiore sicurezza. Le considerazioni e le promesse di un giro di vite dei controlli, così come annunciato, non li convincono. Sembra un'altra presa di posizione di incrementare i controlli, però bisognerà vedere se dopo verrà rispettato, perché le problematiche ci sono e tante volte ci sarebbero da riscontrare delle multe ma non vengono riscontrate, non vengono fatte. Questo lo vediamo noi con i nostri occhi qua ogni weekend. Perché questa zona tormentata lo sia di meno e ci sia la volontà di portarla a una normalità che non c'è e che non c'è da troppo tempo. Dopodiché, quando avremo gli elementi per comprendere se si ha voglia di arrivare da qualche parte o se si crede che sia un'invenzione dei negozianti perché non hanno voglia di lavorare, allora metteremo in atto una protesta e lo decideremo tra oggi e domani. Qui i fatti accadono e accadono da anni, e fatti di criminalità, dal degrado addirittura alla criminalità, rapine, coltelli eccetera, ci sono perché noi li vediamo. Controlli amministrativi più serrati della polizia locale non basterebbero. I vigilantes sono serviti solo a tamponare il problema durante l'estate, dicono gli esercenti, che invece chiedevano più presenza degli agenti nella fascia serale e notturna. Se non c'è nessuna volontà di dare voce e dignità a chi opera e anche a chi vive in questo luogo, credo che una protesta sia giusta. Io direi che a questo punto potrebbe prendere piede questa nostra idea di chiudere per protesta un paio di giorni, nonostante siamo vicini a Natale, nonostante veniamo fuori da un anno, oltre un anno molto difficile economicamente, però a questo punto dobbiamo fare qualcosa per farci sentire assolutamente. Torniamo alla cronaca. Nell'area berica in un incidente sul lavoro è morto un ex consigliere comunale. Aldo Trabucco aveva 54 anni, una moglie e 3 figli. Era dipendente di una ditta di costruzioni in legno di Isola Vicentina. È caduto da un'altezza di circa 5 metri, forse da un tetto, nel cantiere in cui stava lavorando a Malo. Molto conosciuto a Schio, dove abitava nella frazione di Magrè, era stato consigliere comunale e da 4 anni era presidente del San Vito Catrenta di calcio. Dopo la caduta la sua situazione era sembrata subito grave ai soccorritori. Portato in ospedale a Sant'Orso, i medici hanno deciso di inviarlo in elicottero a quello di Vicenza, dove è deceduto. Addolorato il sindaco di Schio. Aldo era una persona fantastica, sempre disponibile, pronto a mettersi a disposizione per qualsiasi cosa fosse necessaria, sia per lo sport, che amava tantissimo, sia
per il suo lavoro, per la sua famiglia, per il gruppo. È stato tra le prime persone che si sono avvicinate alla costituzione della nostra lista civica nel 2013. È stato consigliere comunale nel nostro primo mandato. Aveva 3 grandi amori: la sua famiglia, il calcio e il lavoro. Aldo Trabucco era stato ospite di Rete Veneta nello scorso ottobre della trasmissione Sport in Casa del collega Alex Giuliano. Ecco come con modestia definiva il suo ruolo di presidente di una società di calcio. Già la parola presidente sinceramente non mi piace portarla avanti, ma non per questo, io mi piace più... No, responsabile. Responsabile è già più una parola che mi è più pratica, diremo, no? Comunque sia, è sempre un onore essere presidente di un'associazione, però io ci tengo qui con i ragazzi di essere responsabili. E proprio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, le morti bianche, c'è stata una manifestazione di protesta davanti al Tribunale di Vicenza. Basta morti sul lavoro, si parla di una media di 3 morti al giorno. Il lavoro deve essere quel luogo dignitoso dal quale si torna sempre a casa, deve essere un luogo sicuro. Basta morti sul lavoro, ogni giorno, tutti i giorni, una strage continua, infinita, inarrestabile, perché dietro a ciascun numero c'è una persona, una famiglia devastata dal dolore. Basta morti sul lavoro, lo ripete come un mantra, la disperazione di una mamma che ha perso suo figlio. Un tragico incidente in un cantiere di Montebelluna le ha strappato via Mattia, 23enne, il 29 aprile di quest'anno mentre era a lavoro. Un grido condiviso che hanno voluto portare qui davanti al Tribunale di Vicenza, dove i coniugi Battistetti sono stati invitati a dare sostegno a chi come loro attende giustizia, come i familiari di Mariano Bianchini, il 51enne solagnese che 5 anni fa perse la vita sul lavoro schiacciato da un macchinario a Bassano. Familiari riuniti per il processo legato a quel tragico infortunio per cui sono già arrivate alcune condanne sotto forma di patteggiamento e ora un nuovo rinvio a gennaio 2023. Esponenti di alcune sigle sindacali e familiari a manifestare perché venga messa in luce la necessità di rendere sicuri i luoghi di lavoro e di rendere certi i tempi della giustizia. Chi saprà ridarmi il senso della parola giustizia, che non sia solo una parola tra tanti? C'è bisogno di individuare con certezza le responsabilità e che la negligenza che provoca questi omicidi venga punita con pene severe ed esemplari. Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Ringraziamo chi ci ha assistito in regia, Fabio Verino e Alberto Piovesani. Ringraziamo tutti i nostri colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui. Vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto il resto e vi auguriamo una buona giornata.